La palla viene presa da Marino che in avanti tenta l'imbeccata per Licata che rovescia al centro, allontana in qualche modo la difesa dell'Aspa per recupera nuovamente Salemi, contro cross nuovamente al centro, tiro e rete, grande rete, alcune sbavature abbastanza gravi devo dire. Adesso nuovamente lo scatenato Samuele Caravonna nuovamente in attacco e raddoppio, palla tesa e colpo di testa di Pisciotta e 3-0 per il Salemi. Pisciotta quando siamo al 10° minuto del primo tempo, a sinistra Sportaro, il cui cross però non riceve assistenza da parte dei compagni. Licata, vediamo cosa combina Licata, potrebbe tirare, si libera per il tiro, solo, cross al centro, colpo di testa e rete di Cammarata del 4-0 quando siamo al 32° del primo tempo, più fluida l'azione offensiva del Salemi. Adesso nuovamente riparte con Rallo, il Salemi cerca il gol del 5-0 che potrebbe adesso arrivare con Cammarata che era solo davanti al portiere, Cammarata la dà a Pisciotta, tiro e rete! Grandissima giocata di Cammarata che poteva sicuramente calciare in porta ma non avrebbe avuto senso perché da solo arrivava Pisciotta dall'altro lato